Amici e amiche di Sicilia Magazine, oggi vi parlo dai romantici e suggestivi vigneti di Cantine Nicosia, qui in contrada Montegorna, dove in data 26 luglio si sta svolgendo la quarta edizione dell'evento più atteso per gli amanti delle bollicine. Questa sera ci saranno masterclass, ospiti d'eccezione e brand di prestigio. Vi porto a Bolle in Vigna, venite con me. Quest'anno siamo particolarmente emozionati perché presentiamo il 60 Mesi, un prodotto che nasce come vino celebrativo 5 anni fa dei 120 anni dell'azienda, che abbiamo deciso di mettere in produzione e abbiamo presentato quest'anno. Tutta l'azienda è condotta con metodo biologico, quindi non utilizziamo prodotti organici di sintesi, ma soltanto biotecnologie e poi sistemi di difesa un po' più evoluti come le infrastrutture ecologiche oppure i feromoni sessuali, tutti sistemi che ci permettono di avere un prodotto di altissima qualità e senza contaminazioni di tipo chimico. Lo spumante è il vino della festa, il vino dell'allegria, il vino che sancisce tutti quelli che sono poi i bei momenti. Bolle in Vigna è anche tutto questo, un bellissimo momento di convivialità da trascorrere con gli amici, dove si va ad approfondire quello che è il lavoro che Cantine Nicosia mette in campo sui suoi spumanti, che sono di straordinaria qualità e che anche noi come l'associazione spumante dell'Etna portiamo avanti. In questa giornata abbiamo fatto diverse attività, tra cui il focus principale è stata la masterclass, in cui è stata effettuata la degustazione su spumanti metodo classico da lungo affinamento e anche champagne, cava, quindi tutti vini provenienti da territori diversi, ma con questa nota comune che è il lungo affinamento in bottiglia, tra cui era presente il nostro spumante 60 Mesi, quindi Inarello Mascarese, dal lungo affinamento sui lieviti. Adesso, se permettete, è arrivato il mio turno.